Buonasera a tutti e benvenuti al concerto di Natale della Scuola Cosmo. Questa sera gli studenti della Scuola Cosmo cantano per i ragazzi della Porta. Parte proprio da questa idea. Questo concerto, fortemente voluto dal Rotary Club Treviso Piave, per raccogliere dei fondi da destinare a questa importante realtà, che si occupa dei ragazzi. Proprio per questo saremo noi giovani ad essere i protagonisti. Siamo noi nuove generazioni a dover imparare ad essere in prima linea con gli altri e per gli altri. Questo è il messaggio che il Rotary vuole lanciare a tutti noi, mettendosi al nostro fianco per costruire un domani migliore. Ma lasciamo la parola a Marco De Carlo, presidente del Rotary Club Treviso Piave, che invitiamo sul palco. Buonasera a tutti. Piero ha già detto tutto e quindi io tiro via. Vi ringrazio della presenza, che sono andato su un attimo, è tutto pieno. Noi faremo la nostra parte come siamo abituati, ma il grosso lo fanno gli allievi della scuola, che hanno il coraggio di esibirsi con un pubblico così autorevole. Quindi non so quanto raccoglieremo, comunque faremo il massimo, e non è la prima volta che noi destiniamo un service alla Porta, lo facciamo più che volentieri perché ci rendiamo conto del servizio che fanno, che è favoloso e utile al nostro territorio. Do la parola al prossimo. Grazie Piero. Grazie Marco. Passiamo adesso la parola a Antonella Caldart, presidente della Fondazione La Porta ETS. Grazie Pietro, grazie al Presidente De Marco per il sostegno che anche quest'anno il Rotary Treviso Piave ha voluto dare, sostenendo appunto questo evento. Allora, hanno già anticipato, anzi hanno dato per scontato che tutti voi sappiate che cos'è la Porta, perché Pietro ha detto è il concerto per la Porta, il Presidente ha detto aiutiamo la Porta, ma non lo so se davvero tutti conoscete la nostra realtà. Noi ci occupiamo di minori in momentaneo, diciamo, in una situazione momentanea in cui non hanno una famiglia in grado di prendersene cura come dovrebbe essere, e quindi la nostra fondazione, che è anche un'associazione di volontari che sostiene le attività, la nostra fondazione gestisce 2 case famiglia, una qui a Vittorio Veneto e una a Sarmede. Ospitiamo bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 anni più o meno fino alla maggiore età, e nelle nostre case comunità questi ragazzi vengono accolti come e aiutati a crescere come dovrebbe essere per ciascun bambino e ciascuna bambina, no? Quelli che abbiamo a casa, quelli che conosciamo, quelli che abbiamo a scuola. Ecco, il lavoro che noi svolgiamo, siamo tutti volontari, a parte ovviamente gli educatori che lavorano direttamente con i bambini, è volto a permettere a questi minori di poter crescere in una situazione protetta, in una situazione simile a quella che noi diamo ai nostri figli a casa, con delle persone che li accompagnano, che vogliono loro bene, che li aiutano a crescere, a me piace dire, per diventare domani uomini e donne libere, capaci di scegliere autonomamente ciò che vogliono essere, vogliono diventare. Noi lo facciamo lavorando direttamente con i ragazzi. Chiaro che da soli non potremmo farcela. C'è tutta una rete ovviamente di sostegno della parte sociale e sanitaria, però c'è la parte fondamentale, a mio parere, che è data proprio dalla comunità. Quindi il mio grazie oggi, oltre al Presidente del Rotary Treviso Piave, oltre agli sponsor, ho visto che c'è anche il Presidente dell'Ascom, so che c'è Banca Prealpi, ovviamente grazie all'amministrazione comunale
che ci permette anche di essere in questo bellissimo teatro comunale oggi. Il mio vero grazie va a voi intesi come i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze in primis, ovviamente, a tutti gli insegnanti, il dirigente scolastico e gli insegnanti che li hanno accompagnati, e a voi famiglie, perché ciò di cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno bisogno è di sentirsi parte della comunità, è di sentirsi accolti come qualsiasi altro bambino e bambina nella comunità, e ci sono vari modi per farlo. Un modo è quello più facile, se vogliamo, è quello di dare un contributo che comunque è importante per noi, perché noi viviamo esclusivamente con le rette che vengono riconosciute dai comuni perché noi possiamo ospitare i ragazzi, però cerchiamo di dar loro tutte quelle attività extra, diciamo, no? Scolastiche, ed extra, diciamo, cose normali di tutta la vita, per esempio la possibilità di frequentare dei corsi di musica, dei corsi di sport, per esempio fare delle brevi vacanze, cioè quelle piccole cose che però fanno la differenza, conoscere il territorio, dei piccoli giri nei nostri dintorni. Ecco, per farlo noi chiediamo sempre il contributo della comunità, quindi ciò che avete dato questa sera ha proprio, o che vorrete dare in uscita, a questa finalità, quello di permetterci di far vivere ai nostri ragazzi e ragazze la loro vita come tutti i loro pari. Però al di là del contributo economico, che ripeto è importante, noi abbiamo bisogno di famiglie e di scuola che siano in grado di accogliere i nostri ragazzi come se fossero altri normalissimi compagni e compagne di classi. Lo sappiamo che qualche volta i nostri ragazzi sono un po' più difficili, sono più fragili, hanno magari delle reazioni non proprio sempre così, che stanno dentro alle regole, qualche volta vanno fuori alle regole, però a loro per primi serve sentirsi integrati. Essere qua oggi certamente è una gioia per tutti, perché possiamo applaudire questi bravissimi musicisti e cantanti, però è davvero un segno per noi della vicinanza che la comunità di Vittorio Veneto, attraverso anche questa scuola media, secondaria di primo grado, da anni sa dare, questa vicinanza reale alla nostra realtà. Quindi il mio grazie speciale va alle famiglie. Vi dico un'ultima cosa. C'è un modo nuovo oggi per essere vicini ai nostri ragazzi e a tanti come i nostri, che è quella che si chiama affido familiare temporaneo. Cioè non si tratta più di trovare una famiglia che si prenda cura di un ragazzino o una ragazzina per lungo periodo. Si possono fare anche dei piccoli, condividere dei brevi momenti, magari il pomeriggio, far fare ai nostri ragazzi i compiti con i vostri, tenerseli un fine settimana, cioè c'è tutto un percorso che, d'accordo ovviamente con i servizi sociali e con l'ULSS, si sta mettendo in piedi anche sul nostro territorio, che offre l'occasione a tutti noi, famiglie, di fare un'esperienza che va oltre quella dell'esperienza personale della propria famiglia e che davvero fa bene ai ragazzi, ma credete, fa molto bene anche a chi la vuole intraprendere. In caso, ovviamente, noi abbiamo 2 volontarie nostre che si occupano di questo tema. Quindi scusate se sono andata per le lunghe, ringrazio ancora tutti voi, un applauso speciale ovviamente ai nostri attori. Grazie. Voglio rivolgere un saluto speciale all'assessore Laura Ceccarini e invito sul palco l'assessore Barbara Denardi per un saluto. Grazie mille a tutti voi. Appunto avete appena citato la collega di giunta Laura, oltre che il mio personale, vi porto anche il saluto della sindaca e di tutti i colleghi dell'amministrazione. Solo 2 parole. Io credo sia importante e bello che questa sera possiamo avere questi momenti tutti quanti insieme, perché
questo teatro che alla nostra città in termini economici è costato e continua a costare anche in termini manutentivi, solo quando è pieno come questa sera, solo quando è utilizzato, quando è sfruttato, è in grado di dare il suo meglio per la nostra comunità. Antonella prima citava la parola comunità. Questa sera facciamo tante cose contemporaneamente. Ascoltiamo noi spettatori, ascolteremo della bella musica, daremo la possibilità ai ragazzi della scuola di impratichirsi, di sviluppare i loro talenti, magari qualcuno di loro un giorno farà della musica la sua vita, la sua professione, o magari lo farà solo come uno splendido hobby, ma diamo anche la possibilità alla Porta di crescere, quindi proprio in questo periodo, quello di Natale, nel quale la solidarietà dovrebbe essere il filo conduttore, lo dovrebbero essere tutti i periodi dell'anno, però insomma siamo chiamati di più che in altri periodi appunto a guardare a chi sta peggio di noi e quindi a compiere tanti gesti di solidarietà. Appunto questa sera ne abbiamo una possibilità in più e come amministrazione vedere che questo teatro ha la possibilità di restituire alla comunità continuamente occasioni di questo tipo è sicuramente un'esperienza che soddisfa e che rende pieni, credo non solo noi amministratori, ma anche tutti i cittadini di Vittorio Veneto che di questo teatro sono i proprietari, ciascuno per un pezzettino. Per cui grazie al Rotary che ha organizzato questa serata, grazie ovviamente alla scuola Cosmo che mette a disposizione tanti piccoli talenti e tanti auguri per chi non dovessi incontrare personalmente, comunque anche a nome di tutta l'amministrazione, tanti auguri di buon Natale e tanti auguri di un felice periodo natalizio. Ringraziamo quindi il Teatro da Ponte che ci ospita e quindi il Comune di Vittorio Veneto e ringraziamo anche gli sponsor Banca Prealpi San Biagio, Ascom Vittorio Veneto, Confartigianato Vittorio Veneto. Diamo dunque spazio alla musica. Il tradizionale concerto di Natale della scuola Cosmo è diventato negli anni un'occasione per docenti e alunni di fare festa insieme attraverso il linguaggio musicale, ma anche di creare un'occasione di scambio e condivisione con voi famiglie. Questa sera siamo entusiasti di presentarvi un programma ricco di musica, per il quale i docenti e gli alunni hanno lavorato duramente. Siamo grati a tutti i nostri studenti per l'impegno, la dedizione e l'amore che hanno profuso in ogni nota e in ogni istante di preparazione per questo concerto, che è una testimonianza della loro crescita artistica e personale. Diamo inizio allo spettacolo. Invitiamo sul palco il Cosmo Coro Junior. Il Cosmo Coro Junior è un coro dedicato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del nostro istituto comprensivo. I ragazzi hanno cominciato a prepararsi da circa un mese e pur così in poco tempo, questa sera ci faranno ascoltare 4 brani, sotto l'abile guida della professoressa Maria Grazia Marcon. Il primo brano si intitola Neve, di Christian Ferrari. Stiamo entrando nell'inverno, la neve, il silenzio e la magia ci portano in queste giornate fredde ma con tanto calore umano. La musica semplice ci trascina nello spirito di questa stagione. Al pianoforte la professoressa Lorena Pagot. Buon ascolto. Neve, neve,
Scusate, ma prima per l'emozione mi sono dimenticato di salutare gli amici della Tenda TV che ci seguono da casa. Un applauso anche per tutta l'organizzazione della Tenda TV. Il secondo brano si chiama Ding Dong Bell, è un canone tradizionale. E nel freddo di queste giornate ci arrivano da lontano suoni, di campane, di voci e di nostri sogni. Ding dong. 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 Bell. Bell. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Bell. Ding dong bell. Ding dong bell. Ding dong. Ding dong bell. Ding dong. Ding dong. Ding dong bell. Ding dong. Ding dong. Ding dong bell. Ding dong bell. Ding dong bell. Ding dong. Ding dong bell. La 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 la. La 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 la. Ding dong bell. Ding dong bell. Ding dong. Ding dong bell. Ding dong bell. Ding dong bell. Ding dong. Ding dong bell. Ding dong bell. Ding dong bell. Ding dong. Ding dong bell. Ding dong. Ding dong. Ding dong bell. Siamo pastori e pastorelle, oggi è nato. Ora 2 brani di tradizioni popolare. Siamo pastori e pastorelle e oggi è nato. Entrambi raccontano la magica visione del presepe e dei pastorelli, chiamati a vedere, essere testimoni di un grande mistero nella notte santa. Il primo brano verrà eseguito a cappella, mentre il secondo nell'elaborazione di Manolo Darold, accompagnato dalle chitarre. Buon ascolto. Siamo pastori e pastorelle, adoriamo il Redentore, che oggi è sceso dalle stelle, quale nostro Salvatore.
il Cosmo Coro Junior conclude con Angelo di Dio di Manolo Darold. E concludiamo con la preghiera più cara ai bambini, che chiede protezione all'angelo custode. Al pianoforte la professoressa Lorena Pagott. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, reggi e governa me. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, reggi e governa me. Che ti fui affidato dalla pietà celeste, dalla pietà celeste, celeste, celeste. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, reggi e governa me. Ora tocca al coro di Spagnolo. Grazie alla collaborazione del prof Juan Camarena, una parte del Cosmo Coro e alcuni alunni dell'orchestra ci faranno ascoltare questa sera 2 brani natalizi originali della tradizione spagnola. Un applauso al coro di Spagnolo. Il primo brano si chiama Rin Rin. Il brano che stiamo per ascoltare è Rin Rin, uno dei villanciosis più popolari della tradizione natalizia spagnola. Si tratta di un canto antichissimo, vivace e pieno di colore, che unisce ritmo, humor e scene quotidiane legate al viaggio verso il Betlemme. La canzone racconta in modo giocoso di una asinella carica di cioccolata che si dirige verso il presepe, accompagnata da personaggi che si ritrovano coinvolti in piccole disavventure. Il cioccolato che sparisce, i ladroncelli che combinano guai nel Portal de Belén, sino a San Giuseppe che scopre di avere i calzoni rosicchiati. È un racconto leggero e affettuoso, tipico dei villanciosis popolari, che unisce spirito natalizio e senso dell'umorismo. Con il suo ritornello ripetitivo e giocoso Rin Rin è pensato per coinvolgere grandi e piccoli.
e per ricreare l'atmosfera delle feste nei villaggi spagnoli. Vi invitiamo quindi ad ascoltare questo brano frizzante e pieno di tradizione. Ring ring! Hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, gargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité, su molinillo y su anafre, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el portal de Belén, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remendo, yo me lo quité. Han entrado los ratones y al bueno de San José, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remendo, yo me lo quité. Le han oído los calzones. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos lo están royendo. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos lo están royendo. En el portal de Belén, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité. Ladroncillos han entrado y al niño que está en la cuna, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité. Los pañales se han robado. María, María, ven acá volando, que los pañalillos lo están robando. María, María, ven acá volando, que los pañalillos lo están robando. Il secondo brano è Campana sobre Campana. Il secondo villancico che ascolteremo è Campana sobre Campana, uno dei canti natalizi più amati e riconoscibili della tradizione spagnola. È un brano melodico, solenne e allo stesso tempo semplice, che ricrea l'atmosfera serena della notte di Natale, attraverso l'immagine poetica delle campane di Betlemme, che annunciano la nascita del bambino. Il testo alterna il richiamo delle campane al dialogo con i pastori, che si mettono in cammino portando doni umili e affettuosi, ricotta, burro, vino, piccoli doni della quotidianità, che rappresentano la gioia sincera del popolo. Le campane, simbolo di festa e di annuncio, scandiscono tutto il canto e guidano l'ascoltatore verso il presepe, invitandolo a sporgersi dalla finestra, per contemplare la scena della Natività. Con la sua melodia dolce e ripetitiva, Campana sobre Campana è un villancico che riunisce tradizione e spiritualità e un forte senso di comunità. Vi invitiamo ora ad ascoltare questa pagina classica del Natale spagnolo, Campana sobre Campana. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.
campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Recorrido tu rebaño, a donde vas, pastorcillo, voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Grazie al coro di Spagnolo. Facciamo un altro applauso al professor Camarena perché per cause maggiori ci deve salutare perché esce da 5 giorni di febbre e quindi, come si suol dire, il ghenana carga. Entriamo ora nella seconda parte dello spettacolo. Chiedo al Cosmo Coro di posizionarsi. Sempre un applauso al Cosmo Coro. Mentre si posiziona, spero, vorrei parlarvi di questa iniziativa. Il coro della Cosmo, sostenuto anche dagli sforzi dell'Istituto Comprensivo, è dal 2022 elemento iconico della nostra scuola, grazie alla direzione della professoressa Maria Grazia Marcon, che alla Cosmo insegna educazione musicale. È composto da circa 40 elementi. Ascolteremo questa sera 3 brani. Il primo è Mumma Warunno, tradizionale australiano. È una ninna nanna tradizionale australiana che, partendo da un tema semplicissimo, aggiunge e trasforma le voci come se provenissero da mondi diversi. Alla fine si trasfigura in un sogno. Dormi come cala il buio, nel tuo letto di corteccia, nessuno ti farà del male qui. La mamma veglia da vicino. Il giorno ora ripiega le ali. Dormi mentre la mamma canta. Buia e profonda la notte. Piccolo, ora dormi. Leggera la brezza soffia, ti culla avanti e indietro, mentre le stelle lassù splendono su di te d'amore. Chiudi delicatamente gli occhi. Ora sorgerà la luna. Mentre la luce del mattino, le stelle si sono messe in volo. Il giorno ora ripiega le ali, dormi mentre la mamma canta. Buia e profonda la notte, piccolo ora dormi, piccolo ora dormi.
Christmas Canon. Christmas Canon è basato sul famosissimo canone di Pachelbel. Dopo l'introduzione strumentale classica, il coro si manifesta a poco, aggiungendo una voce alla volta, fino a diventare addirittura 5 voci. Al violino Tobia Darè, al pianoforte la professoressa Lorena Pagot. Merry Christmas, 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 Merry Christmas. This night we pray our lives will show these dreams he has. Each child still knows. This night we pray our lives will show these dreams he has. Each child still knows. This night we pray our lives will show these dreams he has. Each child still knows. This night we pray our lives will show these dreams he has. Each child still knows. This night we pray our lives will show these dreams he has. Each child still knows. This night we pray our lives will show these dreams he has. Each child still knows. Bach Noel. A Bach Noel è una rielaborazione del classico The First Noel, famosissima carol inglese. Alla classica melodia si aggiunge qualche reminiscenza
di contrappunto a due voci utilizzato dal grande Bach. Al pianoforte Lorena Pagot. Buon ascolto. È arrivato il momento dell'orchestra al completo. Mentre l'orchestra si riunisce e c'è un po' di movimento, non ancora, però ci sarà, per la parte finale dello spettacolo vi presento la nostra orchestra. Essa rappresenta il fiore all'occhiello del nostro istituto, il momento che concretizza lo spirito e l'impegno continuamente profuso nell'indirizzo musicale. La Cosmo Orchestra conta circa una cinquantina di elementi e insieme al Cosmocoro questa sera ci farà ascoltare una serie di brani celebrativi che ci conducono nel pieno dello spirito natalizio. Collaborano nell'orchestra anche ex alunni dell'indirizzo musicale: Francesco Darè, Silvia Fava alle percussioni, Ancilla Dadalt al basso elettrico, Alice Moz alla chitarra, Giorgia Tonon all'oboe, Martina Buffo, Cestaro Alessandro, Tobia Darè, Esther Giammona, Gianluca Nardin, Anita Roncoletta, Gaia Ruoso, Anna Spinato ai violini, Damiano Tonon, Angelica della Colletta, Giulia Maset, Emma Briani e Oliva Briani ai clarinetti. Un ringraziamento speciale va anche ad Eugenio Paludetti,
che arricchisce l'orchestra con il suo sassofono. Suonano in orchestra i professori Lorena Pagot al pianoforte, Lucia Clonfero al violino e Francesca Stura alla chitarra. L'orchestra è diretta dal professor Dario Zandegiacomo. Carillon è il primo brano. Ascolteremo ora un brano solo strumentale, arrangiato dal prof. Dario Zandegiacomo. In questo brano è possibile ascoltare una famosa melodia natalizia, Il Aîné, le Divine Enfants, arricchita da un arrangiamento ricco e dal ritmo vivace. Il brano si compone di due sezioni, una più dinamica e allegra, l'altra più melodica e dolce. Si conclude con una coda dal carattere maestoso, che vede i nostri ragazzi impegnarsi in un certo virtuosissimo sugli strumenti. Buon ascolto. Il prossimo brano proposto è African Noel. Il brano di Johnny Vinson si basa su una canzone popolare liberiana chiamata Banaa. Le parole del testo originale significano non piangere bambina, non piangere. Il brano dal ritmo coinvolgente è arricchito dalla presenza significativa delle percussioni e il coro lavora addirittura a 4 voci. Buon ascolto.
Holly Jolly Christmas con Jingle Bell Rock. In questo arrangiamento sentiremo all'interno del brano musicale due grandi classici natalizi. Nella prima parte ascolteremo Holly Jolly Christmas e nella seconda parte Jingle Bell Rock. Holly Jolly Christmas è un brano natalizio intramontabile, scritto da Johnny Marks e interpretato con inconfondibile calore da Burl Ives. Musicalmente si riconosce subito grazie al suo ritmo tranquillo e ai suoni tipici delle feste. La melodia è facile da ricordare e invita quasi spontaneamente a canticchiare, mentre l'arrangiamento, ricco ma non troppo complesso, dà al brano quel caratteristico senso di serenità e buon umore. È una canzone pensata per mettere chiunque nello spirito natalizio, fin dalle prime note. Jingle Bell Rock, pubblicata da Bobby Helms nel 1957, è un brano natalizio che fonde l'atmosfera delle feste con il tipico stile rockabilly degli anni 50. La canzone si distingue per il suo ritmo swingato, che le conferisce quell'energia contagiosa e ballabile. Le armonie e la voce calda creano un mix immediatamente riconoscibile, capace di trasformare una tradizione, motivo natalizio, in un pezzo vivace, moderno e irresistibilmente festoso. È un brano che invita a muoversi, sorridere e lasciarsi trascinare da un'atmosfera festosa e un po' retro, perfetta per animare qualsiasi momento delle festività. Buon ascolto. Holly jolly, holly, holly jolly, holly jolly, holly, holly jolly. Have a holly jolly, holly, holly jolly. It's the best holly jolly, holly, holly jolly. Holly jolly, holly, holly jolly. Let's have holly jolly, holly, holly jolly. Have a holly jolly, holly, holly jolly. Have a you holly jolly, holly, holly jolly. Say holly jolly, holly jolly jolly. And have holly jolly, holly, holly jolly. Oh, oh, and mistletoe.
Feliz Navidad è uno dei canti natalizi più celebri al mondo, scritto ed interpretato dal musicista portoricano José Feliciano nel 1970, con il suo ritmo allegro e il ritornello semplice e contagioso. Il brano unisce inglese e spagnolo in un messaggio universale di gioia e auguri. È diventato un classico delle feste, capace di creare immediatamente un'atmosfera calorosa e festosa, ovunque venga ascoltato. Ed è con questo brano che vogliamo augurare a tutti voi buon Natale e buone feste. In questo brano ascolteremo il sassofono solista di Eugenio Paludetti, nella parte centrale. Buon ascolto e buone feste a tutti.
Prima del bis vorrei di nuovo ringraziare gli ex alunni. Francesco Darè, Silvia Fava, Ancilla Dadalt, Alice Moss, Giorgia Tonon, Martina Buffo, Alessandro Cestaro, Tobia Darè, Esther Giammona, Gianluca Nardin, Anita Roncoletta, Gaia Ruoso, Anna Spinato, Damiano Tonon, Angelica Della Colletta, Giulia Maset, Emma Abriani, Olivia Abriani. E un altro grazie a Eugenio Paludetti. Siamo arrivati alla conclusione. Ci pare doveroso ricordare e ringraziare per la preziosa opportunità il Rotary Club Treviso Piave. Questa è la terza edizione che aiuta a svolgere, la prima a Santa Giustina, la seconda l'anno scorso a Serravalle al Freddo e al Gelo e quest'anno. La Fondazione La Porta ETS, gli sponsor dell'evento, Banca Prealpi San Biagio, Ascom di Vittorio Veneto e Confartigianato di Vittorio Veneto. Saluto anche Giuseppe Partata, che è il presidente dell'Ascom di Vittorio Veneto. Ringrazio ancora il Comune di Vittorio Veneto, il Teatro da Ponte che ci ospita. E invito per un saluto il preside Piero Eugenio Lucchetta per un saluto. Ecco, intanto che arriva il dirigente, c'è anche tra gli ex allievi Aitana Palomino. Eccola lì. Grazie Piero. Allora, siamo meravigliati di cosa questi ragazzi sono stati in grado di offrirci. Devo dire che quello che voi vedete oggi è il percorso che è durato anni, proprio anche partendo dal Teatro da Ponte, e siamo arrivati, penso, ad un livello di eccellenza che non si trova facilmente. Ed è un grazie innanzitutto a tutti voi ragazzi, soprattutto anche a quelli che sono ritornati a darci una mano, perché questo dice che c'è un affetto, una continuità in questa scuola, in questo istituto che continua. Com'è bello vedere le giovanissime generazioni qui davanti, ciao ragazzi, ciao bimbi, e con tutti coloro che sono un po' più grandicelli. Ho sempre voluto che il Zanzotto, l'istituto, facesse crescere la coralità, il coro, la musica e l'orchestra, perché è una delle forme più grandi per apprezzare la bellezza e per capire che siamo una comunità che canta, è una comunità e che suona, è una comunità che ha un futuro nei prossimi tempi. Come compito noi abbiamo quello di preparare questi ragazzi, con tutti i nostri limiti, con la vostra grande collaborazione, ma per lanciarli dentro l'avventura della vita. Vi faccio gli auguri di Natale, augurando a ciascuno di loro, di noi,
di capire le ragioni di cosa voglia dire il Natale, per trovare forza e vigore per camminare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Io direi, ragazzi, però un grande grazie a tutti gli insegnanti di musica e strumento, ma non solo, perché siamo una comunità molto complessa, molto varia, di cui qui c'è una grande rappresentanza, ma è sempre una rappresentanza. Quindi un dirigente senza dei docenti appassionati non può fare nulla. E quindi il mio grazie, innanzitutto un grazie a loro. Colgo l'occasione anche per salutare le professoresse Donatella Coan e Sandra Carminati. Ci siamo anche dimenticati di ringraziare un altro ex alunno, Alessio. Ultimi ringraziamenti. Gli alunni che hanno partecipato a questo concerto e che si sono impegnati molto nelle prove e nello studio a casa. Voi, le famiglie delle ragazze e dei ragazzi che hanno preso parte alla serata e che supportate i vostri figli nella realizzazione di un percorso impegnativo ma che dà grandi soddisfazioni. Il dirigente scolastico Pierugenio Lucchetta e tutto lo staff amministrativo dell'Istituto Comprensivo. Il Teatro da Ponte. E Matteo Tempini, tecnico audio per l'amplificazione. Ultimi, ma dovrebbero essere i primi, i docenti del Dipartimento Musicale. Lucia Clonfero al violino, Dario Zandeciacomo clarinetto e direttore, Francesca Stura chitarra, Lorena Pagot pianoforte, Maria Grazia Marcon musica e coro e gli altri colleghi del Dipartimento. Adesso ci troviamo davanti a un grande bivio. Tutti a casa o bis? Fermi tutti. Antonella Caldart deve consegnare un omaggio a tutti i professori del Dipartimento Musicale che hanno preso parte a questo concerto. Allora, noi abbiamo realizzato con i nostri bambini un piccolo albero di Natale di plastilina che abbiamo poi riprodotto su questo bigliettino che consegniamo adesso a chi ha partecipato a rendere speciale questa serata, insieme a ciò che voi avete avuto quando siete entrati, e cioè questo semplicissimo segnalibro. Però credete, è un bastoncino da gelato con un cuoricino fatto ad uncinetto dalle nostre ragazze, i nostri ragazzi e le nostre volontarie, però ha un grande significato, quindi tenetelo vicino al vostro cuore ed è il nostro augurio di buon Natale. Grazie a voi. Lo consegno al dirigente scolastico. Aiuto. Al dirigente scolastico, professor Lucchetta. Ne abbiamo uno anche per la sindaca, se le assessore vogliono venire a prenderlo. Poi ovviamente lo ringraziamo il Rotary, ovviamente lo consegniamo in primis al Presidente, però non dimentichiamo che come sempre chi fa il Presidente rappresenta, anch'io qua sono
sul palco, ma insieme a me vedete ci sono tante volontarie senza le quali non saremmo potuti essere qua questa sera, quindi grazie al Presidente, ma devo dire grazie a chi fa tutto il lavoro sporco ma bellissimo perché questo concerto possa avere vita ogni anno, e cioè Roberto Biz. Grazie. E poi per tutti i professori, allora io lo consegno al direttore Zandegiacomo e alla direttrice Marcon, e vi prego poi ce n'è per tutti i vostri colleghi. Davvero grazie da tutti noi. Questo qua è suo, l'ho tirato fuori, ma c'è il suo. Sì, grazie a tutti e buon Natale da tutte noi. Aspetta, e ovviamente c'era anche quello per il piccolo Biz, per il piccolo grande Biz. Grazie Pietro. Bis!
I grazie non bastano mai, soprattutto allo staff tecnico del Teatro da Ponte, a chi sbaraccherà, quindi alla famiglia Stefan che mette a disposizione il furgone. E ringrazio anche e saluto gli amici della Tenda TV. E se uscendo volete essere generosi, come avete già fatto, per le donazioni alla porta, sapete che è per una giusta causa. Buona serata, buon Natale.